Ciao a tutti amici della Good Terror, questa puntata sarà dedicata a quei pescatori principianti come noi, i pescatori della domenica. Ecco subito 5 belle regole da seguire per essere anche tu un principiante certificato Good Terror. Prima regola, procurati le esche il sabato. La domenica i negozi sono chiusi. Seconda regola, esca giusta per il pesce giusto. I pesci non sono scemi, noi sì. E adesso prendiamo il superora. Terza regola, ricordati di aprire l'archetto del mulinello prima di lanciare. Quarta regola, lascia mangiare il pesce. E le ferrate da tonno si fanno con i tonni, altrimenti... Quinta regola, rispetta sempre il pesce. Il pesce è tuo amico. Se è sotto misura o se non lo mangerai, rilascialo con cura. Bene, ora anche tu puoi dire di essere un pescatore della domenica certificato Good Terror. Buongiorno. Salve. Eccoci arrivati all'hotspot. Purtroppo questa mattina c'è un vento. Non promette niente di buono. Allora, Capitan Six, dopo tante peripezie, dopo tanto aspettare, la nostra puntata a orate dalla barca è andata a farsi benedire. Intitoleremo questa puntata I pescatori della domenica. Mentre prepariamo l'attrezzatura per iniziare a pescare, vi racconto un po' la nostra pescata di oggi. L'autunno è una stagione molto redditizia per la pesca. Troviamo infatti un mix di prede estive e invernali, tra cui orate, spigole e mormore, e iniziano ad arrivare anche i primi cefalopodi. I pesci di fondo sono il nostro target di oggi, in particolare orate e mormore. Il nostro spot è abbastanza limitato, come dimensioni, si trova alla foce del Canal Brancolo. La salinità della sua acqua varia molto a seconda di marea e portata idrica del canale. Pescheremo usando coreani e corbole principalmente, entrambe esche molto indicate per la mormora, insieme alla renicola. Ci terremo comunque come alternativa anche americani e bivi, per tentare una pesca un po' più selettiva e puntare all'orata. Nonostante non sembri, qui abbiamo un fondale sui 5-6 metri, anche di più, per cui dobbiamo fare attenzione e sentire il piombo che tocca il fondo, tra l'altro anche un po' melmoso, e poi appena cominciamo a recuperare e a mettere il filo in tensione. Il vento non ci aiuta perché stiamo pescando veramente molto leggeri, stiamo pescando con dei piombi da 20-25 grammi, un finalino da 1,20 m, 1,5 m dello 0,20, 0,18, non di più, proprio per rimanere molto leggeri, perché queste orate e queste mormore sono molto fastidiose. Anche le canne, tutta l'attrezzatura è veramente leggera, proprio per aiutarci a sentire le tocche quasi infinitesimali che queste carogne danno alle nostre esche. Dunque, 2 parole sull'orata. Prima di tutto è un pesce ampiamente diffuso in tutto il Mediterraneo. È un pesce osseo e fa parte della famiglia degli sparidi. Il suo nome deriva proprio dalla caratteristica striscia color oro che è presente tra gli occhi.
pesce prevalentemente costiero, ma è anche una specie eurialina e pertanto la possiamo trovare in lagune e foci. Ha una dentatura possente e simile a quella umana e i suoi denti possono facilmente tranciare finali troppo fini o scadenti. Entra in frega proprio nel periodo autunnale e si nutre di molluschi, crostacei e anelidi. La sua lunghezza massima è di circa 70 cm e può arrivare fino a 10 kg di peso, motivo in più per abituarci a rilasciare le prede più piccole. Durante il periodo autunnale si avvicinano alle coste e alle foci per cibarsi e fare il grasso per il periodo invernale. In questo periodo le esche che più di tutto funzionano sono la corbola o il granchio per le orate di grossa taglia. E tra gli anelidi il verme americano, che è ricco di sangue, ha un potere attrattivo maggiore rispetto all'arenicola o al coreano. Boh, insomma, mangiamo. Sì. Mangiamo. Sì. Oh. E insomma, non possiamo far altro che pranzare in santa pace, visto che il pesce non mangia. Capitan Sage, che facciamo? Mangiamo noi. Oh. Come si innesca il bibi non strano? Basta il ferretto, il trucco è tutto qua. Allora, fase 1. Penetrate senza paura il bibi da parte a parte, come uno spiedino, usando un ferretto con uncino. Attenzione, non morde, ma schizza. Fase 2. Colleghiamo l'asola del terminale all'uncino del ferretto e facciamo scendere il nostro bibi fino all'amo. Fase 3. Nascondiamo un po' il nostro amo facendo attenzione che la punta rimanga esterna per facilitarci la lamata quando ferreremo. Se ferreremo. Ricordatevi che il cappotto è sempre dietro l'angolo. Vediamo chi è il prossimo volontario. Sì, penso che tu possa andare bene. Guardate, vitalità c'è. Adesso chiudiamo la scatola perché i coreani hanno quella simpatica abitudine di scappare. Fase 1. Penetrate da parte a parte anche il coreano, con un ferretto cavo questa volta. Ma attenzione, il coreano non sarà d'accordo e vi morderà. Fase 2. Inseriamo la punta dell'amo nella sezione cava del ferretto e facciamo scorrere il coreano fino alla punta dell'amo, lasciando un centimetro abbondante di coda libera di muoversi. Il movimento stimolerà maggiormente i pesci. Ma come sempre, bando alle ciance. Le nozioni fondamentali le abbiamo. La certificazione di pescatore della domenica anche. Vediamo se il pomeriggio ci riserverà qualche sorpresa. La mormora è un pesce fantastico. Come vuole la leggenda basata sulla sua livrea, è un pesce che nasce già grigliato. Insomma, mettiamola così. Un pesce, un destino. Mentre il pomeriggio continua, tra orate più o meno degne di essere chiamate tali e altre mormore decisamente carine, prosegue anche la nostra pescata della domenica, che finalmente inizia a prendere il giusto corso, regalandoci una bella moltitudine di catture, variegate sia in termini di taglia che di specie.
puntata resta comunque Sua Maestà dei nostri mari e delle nostre coste. Non è raro infatti imbattersi in questo spot o in quelli limitrofi in esemplari che arrivano ai 2 kg, ma stiamo parlando di una pesca decisamente diversa, fatta con tecniche diverse e soprattutto attrezzatura diversa. La mormora invece dal canto suo è un pesce che io adoro, è molto selettiva con le esche e con le presentazioni. È abbastanza usuale catturarla in estate durante le ore notturne, ma quando arriva l'autunno cambia le sue abitudini alimentari e si riesce a catturarne in buon numero anche di giorno. Ed ecco qui il nostro angler certificato Gudo Terror, che ad un certo punto ha voluto provare a fare un paio di lanci ad edging per vedere se in questo tratto di foce sono arrivati i primi cefalopodi. E guarda te se questo bracconello non aveva ragione. Certo, piccolino, fa quasi tenerezza e quindi lo liberiamo subito. Sono infatti molto delicati. Vai piccolino, ci dedicheremo a breve? Non a te ma ai tuoi nonni, perché tra un po' si inizia la traina al calamaro, appena l'acqua si sarà raffreddata maggiormente. Cari amici, la nostra avventura è finita e ancora una volta dobbiamo salutarci fino alla prossima puntata. Certo, nessun pesce da record è stato preso questa volta, ma a noi interessava fare una pescata in compagnia, divertente e che tutti potessero replicare, per cui il nostro obiettivo è stato comunque raggiunto. E da oggi anche voi potrete dire di essere dei pescatori della domenica certificati Gudo Terror. Perché son disfan? Perché son disfan?